schierarsi qua vicini, naturalmente nel rispetto di tutte le norme e distanziamento. Vizi TV è incominciata la diretta del soccorso comunale straordinario. La mascheretta si secca. Sono pure schierate tutte le autorità che hanno collaborato, Guardia Forestale, Barrazzello, Carabinieri, Vigili del Fuoco. Allora, mentre attendiamo l'inizio, vi chiedo cortesemente di disporvi in piazza con le giuste distanze. Lo chiedo anche ai congiunti perché poi non voglio che si dia l'impatto di una comunità che affronta questa emergenza ma si dimentica dell'altra, quindi siccome non è così vi chiedo per favore di farlo in modo visibile, grazie. Tra un po' iniziamo. Un rappresentante della protezione civile di Bitti, Dario, ecco.
Ma no. Prima di iniziare questa seduta del Consiglio Comunale rispettiamo un minuto di silenzio nel ricordo delle vittime di questa alluvione e dico anche delle vittime di tutte le alluvioni che hanno colpito Bitti negli ultimi 7 anni. Possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, come sapete ormai mi conoscete da tanti anni, io non scrivo mai discorsi neanche nelle occasioni più difficili e più solenni. Oggi a Bitti splende il sole e questa è una prima notizia di speranza e incoraggia le tante persone che stanno lavorando, che devono cercare di farlo in condizioni di sicurezza, perché le forze messe in campo sono davvero tantissime. È qui presente con me oggi il commissario per l'alluvione, è stato appena nominato dal capo dipartimento della protezione civile, dottor Borrelli, e Antonio Belloi, e facciamogli un applauso perché ne ha bisogno anche lui, è una nostra conoscenza, perché anche lui ha origini vitesi e c'è un allineamento di forze in questo momento in campo per tirar fuori questo paese da questa situazione drammatica che sembra quasi magica. Ringrazio il governo che è stato così solerte nell'intervenire subito, e anche il nostro sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi, un altro bittese nel posto giusto al momento giusto per sostenere tutte le nostre azioni. Un ringraziamento particolare lo voglio porgere perché di giunga a Roma, lui non si può spostare ancora per qualche giorno, ma presto verrà a Bitti, ad Angelo Borrelli, capo dipartimento della protezione civile, che sta prestando un'attenzione davvero singolare alla nostra situazione, e posso dirvi anche un atteggiamento quasi paterno nei miei confronti nel sostenermi con tutti gli strumenti di cui dispone. Sono arrivate da Roma a Bitti alcune persone speciali con le quali all'inizio ho avuto qualche difficoltà a rapportarmi, perché gestire un'emergenza nazionale è tutta un'altra cosa. Rispetto al 2013
rispetto al 2013 è tutto un altro mondo. Pensavamo di aver visto tutto, invece era solo l'anticipo di ciò che sarebbe successo dopo appena 7 anni. Le precipitazioni più imponenti registrate negli ultimi 200 anni e questa nel 2013, e questa invece ci fa tornare indietro a 700 anni. Qualcosa di inverosimile anche per i più bravi tecnici o per chi riesce a prevedere prima di noi queste catastrofi. Quindi davvero grazie al capo dipartimento e ai suoi preziosissimi collaboratori che mi hanno incanalato subito nella strada giusta, perché c'è un lavoro che va fatto con metodo, con serietà, con attenzione, quelle cose che fuori non si vedono ma che vi posso assicurare determinano il superamento o meno di una condizione di crisi, di difficoltà, di emergenza come quella che stiamo affrontando. Grazie quindi alla Protezione Civile regionale. Fino a ieri Antonio Belloi era per me il direttore generale della Protezione Civile regionale, oggi è il commissario e insieme sono sicuro che daremo un bel esempio all'Italia di come si può affrontare un'emergenza. In questo momento gli occhi dell'Italia sono puntati su Bitti. Il riconoscimento dell'emergenza nazionale per un piccolo paese è qualcosa di raro, rarissimo, potremmo dire quasi unico, perché sono le condizioni che poi ci permetteranno di uscire da questa situazione. Strumenti straordinari in termini non solo di risorse ma di operatività. Qua abbiamo potuto apprezzare la forza di uno Stato, di una regione, di un territorio che è supportato da tutti, da tutte le forze dell'ordine, con un dispiegamento di forze, credo in Sardegna, che si è visto pochissime volte. Tutto questo concentrato in una piccola comunità e questo ci deve far sentire l'orgoglio di essere italiani, l'orgoglio di essere una nazione che prova a non dimenticare anche un territorio e una popolazione così piccola. Un'incredibile precipitazione tutta concentrata su un paese, tutta concentrata su un piccolissimo territorio. Basta andare alle periferie di Bitti e in molte zone non ci sono danni. Nell'agro Cleopatra fu molto più devastante. E poi tutto qua. E così come è stata forte, potente, imponente la concentrazione di pioggia, così è forte, imponente la concentrazione di forze oggi in campo. E questo mi rassicura molto. Qualche giorno fa nell'occasione della celebrazione della festa di Santa Barbara, a cui tanto i Vigili del Fuoco vengono e non sono loro, io mi sono lasciato andare in un momento di grandissima commozione, ma era solo commozione, non era sconforto. C'è stata una coincidenza di emozioni, di paure, di preoccupazioni che in quel momento così solenne, così sentito, dove non solo io ero emozionato, ma tutti i Vigili del Fuoco e tutte le persone presenti, ho mostrato agli occhi delle persone debolezza e sconforto. Vi posso assicurare che non è così, ma lo dico proprio con la consapevolezza di chi sta dicendo, di chi parla alla sua comunità e a tutta la comunità italiana che è qua rappresentata oggi. Lo dico senza retorica, lo dico con la convinzione che questa volta ce la facciamo, e ce la facciamo in fretta, ce la facciamo bene, ce la facciamo stando vicino a tutte le persone che hanno avuto innanzitutto la perdita più grave, quelle delle vite umane, perché tutto il resto si sistema, si aggiusta, la superiamo. Chi non c'è lascia un vuoto e anche un peso difficile da portare avanti. Allo stesso tempo abbiamo la consapevolezza di aver salvato decine di vite umane con le azioni messe in campo. Di questo tutti ne sono consapevoli, perché la tipologia della precipitazione così concentrata in poco tempo, con un trasporto solido così imponente, circa 50 volte Cleopatra, poteva davvero determinare condizioni ancora più gravi rispetto a quelle già gravissime che abbiamo dovuto subire.
Mi sono appuntato i nomi di tutti perché non voglio dimenticare nessuno e spero di non aver dimenticato nessuno. Lo dico in anticipo, mi scuso già se qualcuno non sarà citato, ma anche quando si scrivono questi pochi appunti il coinvolgimento è davvero forte. Quindi dopo il governo, la protezione civile nazionale, la protezione civile regionale, il dottor Belloi, quindi voglio ringraziare il Presidente della Regione Cristian Solinas e i suoi assessori, in particolare Gianni Lampis, assessore all'ambiente, subito presenti, vicini. La Regione ha stanziato il giorno dopo l'emergenza subito 40 milioni di euro per Bitti. Ringrazio anche tutto il Consiglio regionale, c'è stata una unione di forze, di intenti, un'attenzione, una sensibilità da parte di tutti quanti, quindi ringrazio tutto il Consiglio regionale. Ringrazio i consiglieri comunali, gli assessori, senza dei quali io sarei perso, questo è il termine giusto. Bitti non solo adesso, ma anche almeno nel recente passato, quando io parlo delle amministrazioni che io ho potuto guidare, ma anche prima di me, ha avuto la fortuna di essere guidata da amministratori capaci, non sindaci capaci, amministratori capaci, persone che mi permettono di stare in ufficio perché fuori so che c'è qualcuno che lo sa fare meglio di me, persone che non le vediamo per le strade solo per i cantieri, ma sono negli uffici con me a scrivere protocolli, a occuparsi di sanità, di sociale, di cantieri, di assistenza alle persone, di volontariato, di tutto. E questo davvero mi riempie d'orgoglio e mai sarò riconoscente a loro abbastanza in tutta la mia vita. Ringrazio tutti i dipendenti del Comune di Bitti perché veramente con grande spirito di abnegazione in questi giorni hanno in un giorno riallestito il Comune, montato tutto, ognuno nel proprio ruolo a dare il servizio alla comunità, e vi comunico anche che da lunedì il Comune sarà riaperto, ancora non qua perché dobbiamo sistemare qualcosa, ma avremo un numero dedicato, i cittadini potranno chiamare per tutto ciò che riguarda l'ordinarietà della propria vita, quindi lunedì, domani il Comune riapre, ci siamo per tutte le cose che servono anche fuori dall'emergenza. Ringrazio tutto il sistema della protezione civile regionale, tutte le associazioni, la protezione civile di Bitti, è stata una presenza confortante, giovane, allegra, bella, e ho sentito solo parole di apprezzamento sia da parte della comunità ma anche da parte loro per la comunità, e questo è un fattore, un valore che ci deve sempre accomunare, ci deve sempre far sentire orgogliosi di partecipare, di vivere in questo paese. Ringrazio in particolare però Paolo e Piero che in questi giorni mi hanno davvero accompagnato, ho preso per mano, accompagnato all'interno di procedure che hanno le loro regole, che sono complicate, una presenza sempre continua, confortante, grazie, e mi scuso se magari qualche volta anch'io perdo un po' la pazienza, ma la stanchezza ogni tanto si fa sentire, ma poi il giorno dopo si riparte sempre meglio. Ecco, voglio dire questa cosa, sempre meglio. Ogni giorno che impostavamo il lavoro, il giorno dopo era meglio. Non c'è stato mai un giorno in cui abbiamo fatto un passo indietro, mai un giorno in cui non abbiamo migliorato un'operatività, una procedura, l'accelerazione dello sgomberi, la vicinanza. È stato ed è un lavoro veramente imponente, ordinato e ben coordinato a tutte le persone che mi sono vicine. Grazie ai Vigili del Fuoco. A Bitti è stato allestito un comando provinciale, 54 Vigili del Fuoco che si alternano H24 per rispondere alle esigenze dei cittadini, per la verifica statica degli immobili, dei versanti, per lo sgombero di macerie, un'azione fatta di persone, di uomini, di mezzi e di dirigenti che sono delle belle persone, che si commuovono con me, che mi incoraggiano in ogni momento, ma che soprattutto hanno una capacità di azione veramente impeccabile. Quindi davvero grazie ai Vigili del Fuoco per il grande dispiegamento di forze portato a Bitti. Così l'esercito italiano
con il reparto genio passatori della Brigata Sassari, che ha occupato singole zone di intervento per iniziare